Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon mercoledì 2 di dicembre. Come state? Io continuo a vestirmi di rosso perché sono pronta a vestire queste belle festività e condividere sempre insieme a voi ogni giornata. Iniziamo proprio dal mattino con questo appuntamento delle 12. Iniziamo nel nostro consueto modo? Certamente. Grazie, 261.040 volte grazie. Proprio ieri siamo arrivati a questo numero importante e sapete che per noi è condividere, come diciamo ormai da questi 8 mesi, in questi 8 mesi ogni giorno, è condividere insieme ad ognuno di voi i bei risultati, ma soprattutto continuare a costruire per la nostra meravigliosa terra siciliana. Ieri un appuntamento molto bello perché, ed è anche di importante per Io Compro Siciliano, perché proprio ieri mattina durante il nostro live delle 12 i due founder manager erano in collegamento con questa lezione universitaria tenutasi all'Università di Messina, protagonista proprio Io Compro Siciliano, i due fondatori e manager Davide Morici e Giuseppe Giorgianni che hanno tenuto questa lezione su quello che poi è la startup. Io Compro Siciliano, tutto il mondo della comunicazione, della digital innovation, le connessioni create in questi 8 mesi, ciò che è stato sia per la regione siciliana, sapete questo protocollo di intenti firmato con l'assessorato regionale all'agricoltura, ma anche tutti i protocolli di intenti firmati con i parchi della Sicilia, ma anche tutto quello che riguarda il Milano Urban, questo progetto che coinvolge oltre 400 città nel mondo per tutto quello che riguarda la buona alimentazione, quindi il non utilizzo di prodotti non sani, ma prodotti a chilometro zero, il non spreco. Insomma, sapete anche che Io Compro Siciliano è una società benefit, lo ha in sé nel suo statuto, ma fondamentalmente lo ha nell'anima. Per noi è importante parlare della Sicilia, di tutti i suoi aspetti meravigliosi, da quello che è il territorio, per questo sapete che nei nostri programmi c'è anche il siost.it, c'è la Sicily City Pass, che è un modo per conoscere la terra siciliana, per agevolare il turismo, per agevolare le connessioni, per permettere a chi arriva in Sicilia di conoscere meglio la nostra terra siciliana. C'è quello che è la conoscenza dei nostri artisti che in queste settimane hanno fatto da padroni, che hanno veramente sono stati grandi protagonisti dei nostri live, e si arriva ancora ai produttori d'eccellenza che troverete all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, ed ancora tutto quello che riguarda non solo i prodotti che portiamo sulle nostre tavole, ma anche l'artigianato, le ceramiche, insomma i dulcis in fundo, e non per ultimo quello che è l'aspetto sociale. Noi abbiamo tanti amici che da sempre ci seguono, che seguono quella che è stata la ventata di positività, oltre che quella che è l'impresa Io Compro Siciliano. Gogol è stato uno di questo, Mauro Todaro con il suo sorriso, con il simbolo di questi ambasciatori del sorriso che portano un segno di positività nel mondo, ma devo dire l'aspetto sociale è un aspetto importante, fondamentale. Donare amore significa dare un senso alla propria vita, significa star meglio, significa poter vivere ogni giorno con un vero senso di coscienza. E noi oggi abbiamo un appuntamento di grande amore, di grande emozione. Loro ci seguono tutti i giorni e sono i ragazzi, le ragazze, le signore e i signori che sono a casa di Nina, perché a casa di Nina ci sono ragazzi, ragazze diversamente abili. Noi siamo felici di entrare a casa loro e loro in casa nostra. Signore e signori, abbiamo con noi oggi
a casa di Nina il dottor Fabio Conigliaro, presidente del centro socio-educativo a casa di Nina, e due bellissime facce, perché noi diciamo presentiamo principalmente le belle facce, le belle storie. Abbiamo la dottoressa Maria Messina, docente di lettere, nonché segue i laboratori all'interno di Casa di Nina, ma adesso ne parleremo tanto, ed ancora la dottoressa Monica Licausi, psicologa e psicoterapeuta, anche lei ci racconterà questa bellissima avventura a Casa di Nina. Benvenuti, siamo tanto felici di avervi con noi. Buongiorno, benvenuti a tutti voi e a tutti coloro che seguono attualmente questa diretta. Catiuscia, cosa dire? Sei sempre splendida. Grazie, grazie. Splendido tutto lo staff di Io Compro Siciliano, di cui voglio mandare un abbraccio speciale a Marzia e a Paolo e Gatto, a tutti sì. coloro, ripeto, della grande famiglia di Io Compro Siciliano, come la nostra grande famiglia, io dico sempre, di A Casa di Nina, perché realmente noi siamo una famiglia. Casa di Nina nasce con la piena consapevolezza di tutto lo staff che non è un lavoro, ma è realmente per noi una missione. Ecco perché diciamo sempre che noi siamo una famiglia, e questa è un'icona che penso ci distinguerà sempre, senza nulla togliere a nessuno, ma è un nostro modo di pensare, un nostro modus operandi. Senti Fabio, e così mi rivolgo naturalmente a Monica, a Maria, noi ci daremo del tu, io preferisco così, facciamo una bella conversazione fra amici. Voi tutti i giorni seguite le nostre dirette, spesso intervenite con i messaggi. C'è questa famiglia che si chiama proprio a casa di Nina, che è poi presente, siamo presenti l'uno nella casa dell'altro. Io, Fabio, vorrei partire da quella che è una cosa fondamentale. A casa vostra, a casa di Nina, ci sono soggetti diversamente abili. Casomai tu stesso darai casomai la parola a Maria e a Monica. Ci sono anche soggetti con affetti da Alzheimer. Voi avete la prova concreta che nella diversità si può assolutamente fare un percorso di costruzione. Allora, guarda, tecnicamente farò rispondere appunto la psicologa che abbiamo con noi giornalmente, la dottoressa Monica Licausi. Umanamente ti dico che io sono l'omino che accetta le sfide. Che vuol dire questo? Noi ci siamo specializzati nel nostro percorso a seguire soggetti affetti da problematica psichica, tutti soggetti adulti, e soggetti con appunto sofferenza da Alzheimer. Molti mi dicevano: tu sei un pazzo perché è impossibile creare una convivenza, e visto che sono due patologie un po' molto particolari. Siccome io amo le sfide, ma principalmente amo il mio cuore e quella mia vocina interna che mi dice vai, appunto ho voluto dare delle risposte anche a breve tempo, dicendo che effettivamente si può, che tante volte alcuni punti di vista devono essere rivisti. Mm, Voglio fare un piccolo inciso prima di passare la parte tecnica appunto a Monica. Casa di Nina non nasce perché io o qualcuno del mio staff, i miei collaboratori, abbiamo un soggetto fragile, ma realmente siamo tutte persone che ci sentiamo una missione da portare avanti. Ecco forse perché questo ci porta ad accettare le sfide e a migliorare tutte quelle, a cercare di migliorare tutte quelle che possono essere delle difficoltà. Noi siamo questi. Sulla domanda che hai fatto ti faccio rispondere giustamente dalla parte tecnica, che è Monica. Buongiorno.
Buongiorno Monica, voglio ricordare per chi si fosse collegato solamente adesso, siamo a casa di Nina, abbiamo appena parlato con il presidente del centro socio-educativo a casa di Nina, adesso stiamo parlando con la dottoressa Monica Licausi che è la psicologa e psicoterapeuta a casa di Nina e poi leggiamo qualche messaggio. Monica, Sì, dicevo, la convivenza tra soggetti diversi e con problematiche differenti. allora, questa convivenza, diciamo, entra in una quotidianità qui dentro. Quello che si riesce a fare è creare delle attività che mettano al centro il punto comune anche di queste persone. Devo chiederti per favore di alzare un po' la voce perché non arriva. Ok, Adesso? un po' meglio. Ok. Dicevo che la quotidianità qui dentro è fatta proprio di condivisione, si tratta di persone che hanno problematiche diverse, infatti ci sono gli aspetti psichici, diciamo, e gli aspetti invece più cognitivi che fanno riferimento alla demenza, ad Alzheimer. E quello che si cerca di fare con le attività è quello di trovare dei punti in comune e stimolare il più possibile uno scambio fra queste persone. Quello di cui mi occupo io è utilizzare, io ho una formazione specifica in neuropsicologia, quindi utilizzo gli strumenti che sono sia il colloquio che dei test che servono proprio per valutare gli aspetti cognitivi, la memoria, l'attenzione, le capacità di ragionamento, in modo da creare il più possibile delle attività individualizzate, ma che funzionino all'interno di un gruppo. E tra i tanti laboratori, voi fate tanti laboratori, organizzate, non so, laboratori di musica, tutto quello che riguarda anche la manualità. Penso che forse in questo più la dottoressa Messina, giusto? Noi abbiamo avuto, tra l'altro, fra poco manderemo il primo dei contributi video, ma parliamo proprio di questo, tutte le attività che fate che possono si possono svolgere lì da voi. Sì, allora, io mi occupo principalmente del laboratorio di didattica. Lo chiamo laboratorio perché continuamente non sono delle vere e proprie lezioni, no? Sono delle sperimentazioni in cui appunto i nostri ragazzi e ragazze, eh, scrivono, leggono, fanno matematica soprattutto. Ho scoperto il loro amore per la matematica e anche loro l'hanno scoperto, tra l'altro. Sostanzialmente quello che cerco di utilizzare è la stimolazione della loro curiosità. Loro, la cultura da noi è utilizzata come uno strumento, diciamo, principale, è il nostro strumento principale, ma in realtà non è uno strumento che abbiamo imposto in qualche modo. Qui si fa cultura, no. In realtà la cosa molto interessante di tutta questa faccenda è che la cultura è la nostra risposta alla loro curiosità. Sono i nostri ragazzi, sono le persone con cui lavoriamo ogni giorno che chiedono e la cultura può essere una risposta più o meno adeguata. Viviamo all'interno di una realtà di incontri, noi ci incontriamo, esattamente un po' come ha risposto Monica. Nella quotidianità noi ci troviamo incontrandoci. Dottoressa Monica, Maria e Fabio, una cosa che viene fuori dal vostro racconto è che c'è sicuramente una cosa fondamentale è quello di vivere per quanto più possibile lo stavi dicendo adesso, Monica, una quotidianità fatta poi di quelle cose che fanno parte della nostra vita, perché una delle cose più importanti che va fatta, non dimentichiamolo, è quello di non trattare come se ci fosse
un problema da affrontare, anzi più cerchiamo di educare a ciò che è normale, la quotidianità e soprattutto a questo scambio di cui voi parlavate, questo scambio reciproco. Fondamentale poi chiaramente è il rispetto delle parti e poi uno degli aspetti fondamentali è sicuramente l'inserimento e l'integrazione ed ecco perché poi si parla di far conoscere loro le cose che poi fanno parte del quotidiano, nonché la cosa culturale, il gioco. Guarda, Katiuscia, scusami se ti interrompo, Katiuscia, io ogni volta sbaglio, scusami se ti interrompo, dico, noi purtroppo quest'anno per via, disgraziatamente, di questa pandemia ci siamo dovuti fermare molto, ma se si va a spulciare un pochettino nel nostro diario Facebook del profilo di Casa di Nina, si vede che noi molto spesso durante l'arco degli anni facciamo laboratori esterni, ma laboratori esterni appunto dando forza a quello che stavi dicendo di integrazione al mondo sociale, ma il laboratorio addirittura pensa che il 7 e l'8 dicembre scorso a Villa Filippina abbiamo organizzato il mercatino solidale dove nel classico banchetto, chiamiamolo così, di Casa di Nina, dove hanno partecipato, ti dico, circa 50 commercianti, artigiani rigorosamente siculi, c'erano i nostri ragazzi a confrontarsi, ma in quel gioco che poi era la vendita, detta in siciliano, ora dico io che sono catanese e me ne vanto, anzi con la scusa voglio salutare gli amici Peppe Castiglia e Salvo La Rosa. Fabio, ma scusa, tra l'altro adesso parleremo non solo di Catania, ma poi parleremo anche, io lì in fondo già lo intravedo, perché voi dovete sapere, io lo vedo lì il Gogol, l'omino giallo, lo conosciamo ed è proprio lì, adesso ne parleremo anche, ma una cosa importante, hai fatto bene a salutare gli amici, che vabbè, Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia, abbiamo avuto Vergato anche, insomma la verità è che io compro siciliano e questo lo diciamo da sempre, direi forse erano una delle prime puntate che facevamo, abbiamo fatto uno special arancina arancino, che è la disputa più la granita. Beh, insomma, quindi dico, parliamo veramente, la Sicilia è bella tutta e ci piace raccontarla insieme. Fermiamoci soltanto un attimo, Fabio, Maria, Monica, perché vogliamo far vedere agli amici che sono in ascolto, vogliamo far vedere questo contributo video. Cosa è accaduto in Fabio, Maria e Monica? Cosa è accaduto in questo periodo in cui siamo stati fermi? Cosa è accaduto per loro? Ci sarà stata sicuramente la vostra mancanza, la mancanza di stare tutti insieme, no? Guarda, nel periodo che è andato da marzo a giugno, ti devo dire, noi abbiamo cercato di essere abbastanza presenti come supporto alla famiglia, ma anche al soggetto fragile, perché comunque Casa di Nina, io dico sempre, non è un posteggio. Casa di Nina si propone quanto alla miglioria della qualità di vita del soggetto fragile, ma anche essere
proporsi come un valido sostegno alle famiglie, perché se realmente non c'è questa collaborazione fra noi e le famiglie, dico realmente si rischia di fare un buco nell'acqua, si rischia di fare un lavoro che poi va perso. E devo dire, peccato che giustamente capisco che per questioni di tempistica il video è stato molto tagliato, però quel video ha fatto, penso che abbia mandato un po' l'idea di tutto quello che noi facciamo quotidianamente con i ragazzi. Io li chiamo sempre i miei fratelli e sorelle speciali. Tu pensa che da noi c'è una fascia d'età che va dai 18 ai 70 anni, dove convivono assieme. Poi la parte comica è che c'è il prendersi cura, no, fra di loro, c'è il giovane che si prende cura poi sono tutti zii e nipoti, cugine e parenti, zanna capotonente, però è bella questa convivenza che si crea fra loro stessi, che si prendono cura loro di loro stessi, e questa è una cosa bellissima. Quindi in quel periodo di chiusura, di lockdown, noi abbiamo continuato con le famiglie, che sia telefonicamente, che sia in videoconferenza, a essere presenti con tutte le difficoltà. E oggi ti dico che io ero quello che mi mettevo sul mio pulmino sponsorizzato di Casa di Nina, e tanto per regalare un sorriso ai ragazzi, se era il caso ci passavo anche sotto il balcone, ma loro vedevano che noi eravamo fisicamente presenti là. Senti Fabio, Maria e Monica, vogliamo leggere qualche messaggio per condividere come sempre ogni giornata insieme agli amici che ci danno segno della loro presenza. Abbiamo Gogol, con i suoi Mauro. Mauro, adesso ne parleremo del Gogol, perché adesso Fabio ci racconterà. Abbiamo lo chef Salvorenda, ciao grande chef! Grande Salvo Renda è veramente una forza. Noi abbiamo avuto questo evento che è stata poi la presentazione del progetto di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Abbiamo avuto veramente due punte di diamante, sono proprio lo chef Salvo Renda e lo chef Mariano Carbonetti, quindi grande Salvo, un abbraccio grande. C'è Nicola Argento, buongiorno Nicola fa parte, sapete, grande maestro puparo, fa parte della tradizione della storia dell'opera dei pupi siciliana, un grande abbraccio. Sarà prossimo, anzi se sta ascoltando, io avevo intenzione di contattarlo quest'anno, che poi purtroppo, ripeto, ho dovuto slittare per via di quello che è, ma avevo intenzione di contattare Nicola, anzi se ci vuole contattare lui per organizzare qualche cosa di bello con la partecipazione dei nostri fratelli e sorelle. Assolutamente. Abbiamo Salvo Bucchieri dalla Francia, buongiorno a tutti e ospite, ciao Salvo, grazie per essere con noi. Alessia Smile and Food, buongiorno grande Katiuska, sapete che Alessia è la nostra presentatrice del format del sabato, tutti i sabato alle 12, non perdete questo appuntamento che Io Compro Siciliano Chef, grande ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo. Ciao Ale, un abbraccio! Abbiamo lo chef Salvo Renda, un saluto affettuoso a Katiuska e al suo ospite che ho avuto l'onore di conoscere quest'estate in un agriturismo che frequentiamo insieme. Persona di una grande sensibilità e cuore verso il sociale, grande stima in lui per portare avanti il progetto di A Casa di Nina. Ed è vero, Salvo, è vero. Un saluto a Salvo e a tutto lo staff che collabora con Salvo. Aspetto sempre i pasticcini. Ecco, io dove chiamare a Fabio? Nell'agriturismo, in pasticceria, persone. Ecco, e quindi aspettiamo tutti le opere di Salvo. Invece un saluto specialissimo a Salvo Dolce. Buongiorno a tutti. Salvo è stato proprio qualche giorno fa ospite nel nostro live, è una grande eccellenza artistica siciliana, grande regista, grande attore. Un abbraccio grande, Salvo. Abbiamo da New York il nostro amico, buongiorno Katiuska e ospiti, a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ciao John, grazie per essere con noi. Abbiamo la nostra amica Venera Scardaci, buongiorno, buon mercoledì a tutti, ciao Venera. Il Faraone Palermo, ciao amico mio, abbiamo buongiorno carissima amicuzza Katiuskuzza, ad una bellissima realtà umana e anima nobile, Fabio Conigliaro.
persone per bene, così come lui arricchiscono l'anima e danno una grande speranza per un mondo migliore. Un grande abbraccio, mia grande stima a lui e ai suoi collaboratori altrettanto. Bellissimo messaggio del Faraone Palermo, come sempre riesce veramente a dare un senso molto bello anche ai nostri live. C'è Mauro Todaro che dice fantastiche fabbriche del sorriso. Ebbene sì, è proprio vero, fabbriche del sorriso. Ci sono gli ultimissimi messaggi da leggere, poi torniamo subito. Abbiamo Venera Scardaci, complimenti per quello che fate. Abbiamo Nicola Argento, siamo a vostra disposizione con affetto, quindi il maestro ti ha risposto. Abbiamo ancora un messaggio di Salvo Algeri, buongiorno e complimenti per l'argomento del nostro ambasciatore My Gogol e a io compro siciliano per la sensibilità, grazie. Beh, stiamo andando verso la chiusura, Fabio, e mi piacerebbe, visto che proprio sopra la testa della dottoressa Maria Messina vedo l'omino giallo. Monica di Monica. Ah, scusa Monica, sopra la testolina di Monica c'è il Google, ci raccontate un attimino, ci racconti? Guarda, io prima di questo volevo, se mi posso permettere, fare un saluto a tutte le persone che collaborano con Casa di Nina, di cui la baronessa Enza Fungarò, sono degli attivisti nostri che dedicano il loro tempo regalando un sorriso. Quindi la baronessa Enza Fundarò, Giusy in arte Cannella, Giusy Careri, tutta l'associazione di Teniamoci per mano Onlus che abbiamo visto in qualche immagine passata poco fa nel contributo. E se dimentico qualcuno dico non me ne vogliate, ma Mauro Mauro appunto, che lui mi sostiene sempre, mi dà forza, perché ne è stato uno dei primi a conoscenza di quando è nata a Casa di Nina, ne abbiamo molto parlato. Il Gogol perché nasce sempre da una mia pazzia, che si sono accorti gli altri, perché io, come tutto il mio staff, appunto da anni ci prodighiamo a regalare un sorriso, ma sono stato così pazzo che siamo stati così pazzi che nel 2018, il 15 dicembre del 2018, abbiamo fatto recitare presso il Teatro Jolly di Palermo i nostri ragazzi con Pippo Franco, dove ti dico c'è stata il mondo. È venuto il mondo, ma la cosa bella è che nessuno sapeva che realmente oltre al grande maestro Pippo Franco ci fossero i nostri ragazzi. Tutti sapevano che era uno spettacolo, sì, magari in beneficenza, vero, ma quando sul palco uscirono da dietro le quinte, e a me quasi vengono le lacrime agli occhi a ricordarlo, i nostri ragazzi, stava cadendo il Teatro Jolly a terra, perché ci fu niente. Immagino. Ancora me lo ricorda e mi dice: quando ne fai un altro? Lo faremo. Ma voi siete poi tra l'altro sempre in movimento, perché io vedo le vostre fotografie, dico, voi pubblicate continuamente, quindi noi è come se seguissimo quotidianamente quello che fate. Ma e noi quindi pubblichiamo non solo per una questione, anche lo devo dire, un po' di pubblicità, ma perché nel rispetto di tutti i nostri familiari, cioè di tutti i familiari che ci danno fiducia, è giusto che ogni giorno vedano quello che fanno i loro ragazzi all'interno di Casa di Nina. In assoluta limpidezza, e questa è una cosa E importantissima. una cosa, volevo anche ringraziare uno staff di professionisti formato da avvocati, quale l'avvocato Monica Evola, l'avvocato Rosangela Lupo, professionisti del mondo anche legale soprattutto, che ci danno consigli, che sono parte attiva di Casa di Nina, perché anche grazie a loro riusciamo a tenere su dei laboratori e a fare delle iniziative sempre nel rispetto della materia fragile, che a me sta un po' antipatica chiamarla terzo settore, non so come c'è questo nome, perché terzo settore mi sa un po' discriminante, ma realmente è un primo settore.
Ma noi infatti non l'abbiamo detto, noi non lo diciamo perché Ma purtroppo cioè, allora facciamo così perché siamo quasi arrivati veramente a chiusura. Io volevo innanzitutto ringraziarvi perché prima di qualsiasi altra cosa donate amore, donate spensieratezza, donate armonia. Una parola importante oltre all'amore è il rispetto, la condivisione. Beh, io penso che questa sia la cosa più bella ed importante della vita. Facciamolo quotidianamente perché fa stare bene a noi, fa stare bene agli altri. Io volevo ringraziarvi, salutare tutti così come li chiami tu, Fabio, fratelli e sorelle speciali, e mi piace moltissimo, sicuramente saranno lì a seguirci, quindi un grande bacio, un grande abbraccio a voi, siamo veramente tanto felici oggi di aver incontrato. Assolutamente verrò lì a trovarvi con grandissimo piacere. Volevo ringraziare la dottoressa Maria Messina. Volevo ringraziare la dottoressa Monica Licausi, vi ricordo soltanto in rappresentanza di quello che è lo staff che troverete a casa di Nina. Volevo ringraziare te, Fabio, per questa bella mattinata insieme. Continuate così perché a noi questa casa di Nina ci piace proprio. Noi vi diciamo, mi raccomando, seguiteci anche questo pomeriggio alle ore 18, sarà un pomeriggio special con ospiti special. Andremo in Spagna a trovare una siciliana, ballerina di flamenco, ci racconterà la sua storia da artista da strada, veramente una bellissima storia. Siciliana doc e ancora... Come? Le nostre eccellenze. Esatto, ed ancora altra eccellenza musicale, avremo un bravissimo violoncellista, lui è Mario Cottone, ci racconterà una storia anche lui molto bella. Pensate, suo papà era fra i musicisti che hanno lavorato con Nino Rota per la realizzazione della colonna sonora del Gattopardo. Insomma, avremo delle storie bellissime, quindi questo pomeriggio alle 18 non perdete l'appuntamento. Grazie a Paolo Gatto in regia, grazie a Marzia Monreale, grazie a tutto il team, grazie a voi che avete scritto nel nostro live. Beh, a questo punto io prima di chiudere nel nostro consueto modo, Fabio, Maria e Monica, volevo far vedere a tutti gli amici che seguono il nostro live questo saluto da parte dei nostri fratelli e sorelle speciali. Io compro siciliano! E noi vi mandiamo tanti baci, Fabio, Maria, Monica. Noi prima di mandare la sigla, anche noi, io compro siciliano. Grazie per essere stati con noi. Viva l'amore! Viva!